Cari telespettatori, eccoci insieme a puntate nuove dello Speech CGIL del Veneto. Abbiamo avuto diverse repliche, pausa estiva, tra l'altro lo Speech CGIL è un momento, un anno diciamo che sarà molto impegnativo perché va a congresso e quindi ci saranno diversi congressi territoriali, insomma vi avremo modo di aggiornarvi e richiederanno l'impegno anche dei vari segretari, per cui abbiamo incominciato un po' una settimana un po' più tardi rispetto alle altre puntate, ma adesso abbiamo l'ospite in carne e ossa che ci ha raggiunto per darci gli aggiornamenti, quindi Gino Ferraresso, ben arrivato qui con noi, Dipartimento Contrattazione Sociale SPI CGIL del Veneto. Buongiorno. E allora, dati alla mano, affrontiamo prima, ci sono tante questioni, lo so, ci avete anche scritto e vi promettiamo che di volta in volta le affronteremo, ma intanto affrontiamo la questione relativa all'evasione fiscale. Perché l'evasione fiscale? Avete puntato l'accento su questo? Allora, l'evasione fiscale perché stando alla cronaca il governo sta discutendo la nuova manovra finanziaria. Tra le altre cose c'è questa pace fiscale che noi abbiamo, diciamo, la certezza che invece di pace fiscale è un condono in piena regola, come tanti altri, quando la pace fiscale bisognerebbe farla nei confronti di chi paga le tasse dalla mattina alla sera e non nei confronti di chi evade. E noi da anni come sindacato di pensionati ci occupiamo di evasione fiscale perché è un tema grande. L'Istat ha diffuso l'anno scorso, a fine dell'anno, i dati dell'economia sommersa, purtroppo relativi al 2015 ancora, però parliamo di 208 miliardi, 2015, 208 miliardi di economia sommersa. Si sta parlando adesso di una manovra finanziaria di 20-30 miliardi, voi capite che basterebbe risolvere per il 10% il tema dell'evasione fiscale e potremmo fare una manovra finanziaria senza chiedere niente a nessuno e dando tanto. Quindi questo è un tema secondo noi importante perché purtroppo di risorse oggi a disposizione ce ne sono poche per la sanità, per gli enti locali, per i servizi dei comuni. E via dicendo. E quindi noi abbiamo puntato l'attenzione su questo perché noi pensiamo che anche a livello locale i comuni in questo caso possono fare il loro dovere. Teniamo presente che, sempre tornando a livello nazionale, che noi abbiamo questi 208 miliardi fondamentalmente dove sono collocati nei servizi, nel commercio e nelle costruzioni. Questo è il settore, i settori dove viene chiamata una sottodichiarazione dei redditi. Poi c'è tutto un tema che riguarda il lavoro irregolare. Nel 2015 a fronte di circa 20 milioni di occupati regolari, ne avevamo circa 3 milioni e 7 irregolari. Qua possiamo vedere una slide. Sì. Allora abbiamo la prima slide, economia sommersa e attività illegali, questi sono sempre i dati. Sì, questi sono i famosi 208 miliardi del 2015, questi sono dati Istat. Se possiamo andare più avanti, con un'altra slide. Comunque qua segnala ecco, questo invece è quello che ha fatto la Guardia di Finanza nel 2016. A sinistra c'è una torta dove ci sono i numeri delle persone denunciate, a seconda dei vari argomenti, e a destra invece quanto si è recuperato da parte della Guardia di Finanza in termini di evasione fiscale. Fa la parte del leone in questa torta a destra il contrasto alla criminalità organizzata e il contrasto al riciclaggio del denaro in particolare. Assolutamente. Poi se andiamo appunto alla terza slide possiamo vedere quello che avevo appena accennato, cioè che uno
dei problemi grossi dell'evasione fiscale poi è il lavoro irregolare, quindi che sta crescendo nel tempo, diminuisce un po' il lavoro regolare e aumenta il lavoro irregolare, ripeto, circa 19 milioni e 7 di occupati regolari a fronte di 3,7 milioni di non regolari. Non regolari vuol dire che non solo il datore di lavoro non paga le tasse e il lavoratore non paga le tasse, vuol dire anche evasione previdenziale. Assolutamente okay, sì. Vuol dire tutta una serie di evasioni, insomma, ecco. Un po' questi sono i dati a livello nazionale ed è il motivo per cui noi ci impegniamo, siamo dell'avviso che bisogna impegnarci un po' tutti in questa lotta all'evasione fiscale, che è un argomento di tutti. Perché chi poi ruba attraverso l'evasione fiscale, ruba delle risorse, per esempio, per la sanità, per la pubblica sicurezza, per esempio, ci sono meno soldi per i servizi pubblici. E anche per il sociale, che è un altro aspetto importante. Allora, questi sono i dati, tra l'altro ci sono anche dati un po' più recenti, perché nell'arco di tutto il 2017 nella Regione Veneto l'8% dei comuni, quindi 46 su 575, ha segnalato attività irregolari. Questo cosa vuol dire? Mancanza di segnalazione oppure un'insufficiente attività? Allora, dal 2015... Mancanza di personale? Un po' tante cose. Dal 2015 lo Stato ha fatto un decreto nel quale prevede che se l'ente locale, il comune, dà una mano nel fare, vengono chiamate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate piuttosto che alla Guardia di Finanza, piuttosto che all'INPS, per esempio per il lavoro irregolare, se fa queste segnalazioni qualificate e queste vanno a buon fine, nel 2005 questo decreto prevedeva che il 30% di quello che si recuperava dopo aver fatto l'accertamento andava nelle casse del comune. Negli ultimi anni quel 30% è diventato 100%. Per cui se un comune, Pinco Paldino, fa una segnalazione qualificata, c'è un accertamento e quindi c'è una riscossione di euro, il totale di quell'evasione fiscale va nelle casse del comune. Quindi per il comune non c'è solamente un contributo, come lo possiamo definire, culturale alla lotta all'evasione fiscale, ma c'è anche un'entrata economica che può essere anche importante, perché... Però sì, è verissimo, questo senza dubbio, non credo che uno ci sputi sopra, tra virgolette, su queste risorse. Però mi viene da pensare che i comuni, segnalazione della CGIA di Mestre con indagini su base nazionale, dove ci sono questi grossi problemi con aziende, sono tanti nel sud Italia, dove però peraltro purtroppo, lo sappiamo, c'è stretta collusione tra sistemi poco legali, amministrazioni, eccetera, e dove palesemente se c'è un'azienda che anche non si comporta correttamente o dei lavoratori, tu comune, tu sindaco, metti in discussione la tua figura facendo l'eroe, segnalando quell'azienda che magari ti ha garantito voti, ti ha garantito favori, che ti dà finanziamenti perché poi fanno sponsorizzazioni, fanno un sacco degli eventi stessi del comune, insomma sappiamo come funziona. Io dico nel sud perché la cosa è molto eclatante e palese, succede anche da noi peraltro, perché ci sono attività che si reggono su sponsorizzazioni di grosse realtà aziendali dove magari si sa che ci sono cose non chiare, il comune lo sa, però potrebbe essere il tacchino che fa la festa a se stesso, no? Quindi può essere imbarazzante per alcuni, per altri no, dove tutto è regolare invece la segnalazione non crea problemi. È vero quello che lei dice, che l'evasione, una parte dell'evasione consistente è al sud, come è vero anche che però i fenomeni della criminalità organizzata si sono spostati anche dal sud verso il nord. Sono dati che riporto da CGIA. No, ma sono dati veri. Quindi il fenomeno dell'evasione fiscale è molto ramificato nel territorio
l'idea che l'ente locale, che è quello che è più vicino al territorio, che è più vicino ai cittadini, che ha l'opportunità di vedere, come dire, l'entità della qualità della vita dei propri cittadini anche sotto l'aspetto economico, possa essere chiamato in causa rispetto a questo. È vero che molti sindaci non guardano bene questa cosa perché ritengono che in qualche maniera possono essere visti come gli sceriffi, no, del proprio comune. È anche vero che però se non si fa una lotta all'evasione fiscale insieme avremo sempre quei 208 miliardi che tra virgolette dobbiamo pagare tutti, insomma, no? Certo, Alla sì, fine. sì, no, infatti questo... E dall'altra parte è anche vero che ci sono però sindaci che su questo hanno recuperato fior di risorse. Adesso gli ultimi dati, dopo andremo a guardare magari quelli del Veneto, però gli ultimi dati riferiti al 2017, quindi il Ministero dell'Interno adesso ha provveduto a ristornare ai comuni che hanno fatto le segnalazioni quelle che sono state accertate e quelle che sono state riscosse. Questo ha portato nelle casse dei comuni nel 2017 ben 13 milioni di euro. Per dire, il comune di Milano nel 2017, un grandissimo comune, però si è portato a casa 1.300.000 euro. 1.300.000 euro non sono pochi soldi. No, no, ma infatti no. sono... Ci sono esempi virtuosi anche di comuni veneti o di comuni di altre regioni che hanno portato a casa risorse consistenti. Diciamo che questo strumento che è in mano ai sindaci, che non è un obbligo, ripeto, non è un obbligo, ma noi auspichiamo che diventi, come dire, una cultura civica a fare queste cose qua. Questo strumento può portare risorse disperate nei bilanci dei comuni. I sindaci si lamentano sempre che non hanno risorse, questo è uno strumento che potrebbe portare risorse importanti. Ma voi vi siete confrontati con dei rappresentanti dei comuni a questo titolo? Per capire, visto che da tempo vi battete in tutti i modi, il governo precedente ha tentato situazioni ma non è riuscito poi più di tanto a far cambiare l'asticella della situazione. Noi nel confronto che facciamo con i comuni l'anno scorso abbiamo incontrato circa 200 enti locali rispetto ai 570 che ci sono nel Veneto. Questo è uno dei temi che noi affrontiamo con i sindaci ottenendo svariate risposte. Ripeto, c'è il sindaco che dice non è compito mio, c'è il sindaco che ci guarda e ci chiede notizie, c'è il sindaco che ci ha ascoltato e che ha portato a casa negli anni anche risorse importanti. Quindi è vero che c'è una resistenza, come dire, se si vuole anche, si può utilizzare il termine politica da parte di qualcuno. C'è anche un altro tema che è vero, che è quello del personale che deve fare queste cose. Infatti io stavo pensando anche questo, perché poi chi fa cosa? Esatto. Allora c'è un tema effettivamente di carenza del personale negli ultimi anni, in genere nel pubblico impiego, perché ci sono stati blocchi delle assunzioni, quindi anche nei comuni. Però è anche vero che, ripeto, nei piccoli comuni, medi, piccoli comuni, dove si sono messi insieme, hanno portato a casa dei risultati. Potrei fare degli esempi. Ne faccio uno per tutti. Il comune di Thiene, in provincia di Vicenza, è un comune intorno ai 15.000 abitanti, non è un piccolo comune, però ha deciso di investire in questo ambito facendo un contratto di collaborazione con un maresciallo della Guardia di Finanza, mettendo a disposizione un dipendente dell'ufficio della polizia locale e in 3 anni ha portato a casa quasi 200.000 euro, l'anno scorso 55.000 euro, insomma. Che non è poca cosa. Quindi, cioè, ingegnandosi e volendolo si riesce a ottenere dei risultati. Certo. Allora, andiamo in pubblicità qualche secondo e poi ritorniamo insieme.